Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera telespettatori di Tele4, ben ritrovati, siamo pronti per una nuova settimana di Trieste in diretta. In questa puntata, nella seconda parte, avremo con noi il professor Pallavicini e la dottoressa Agostini dell'Università per parlare di una iniziativa internazionale che vede coinvolta anche l'Università. Nella prima parte è tornato a trovarci, era un po' di tempo che non ci vedevamo, soltanto un mese, credo, il dottor Giorgio Sarcletti, che appunto ringrazio per essere Ringrazio voi, buonasera a tutti. Io chiedo scusa ai telespettatori perché sto notando con un certo terrore che quantomeno sul monitor di studio i miei capelli, tutti e cinque, sembrano come se fossi ossigenato con quei vecchi, come si chiamavano, quei vecchi cachet che si usavano una volta. I testa nera. I testa nera. Che dopo sono diventati Schwarzkopf. I miei sono grigi, adesso non so cosa succede, ma insomma è un po'... Io non mi permetto di commentare. Allora, oggi parliamo di un argomento, potremmo dire anche, il termine non è correttissimo, però è anche abbastanza affascinante, quello delle malattie congenite, delle malattie congenite rare, tra l'altro. Perché al di là, logicamente, non è un aggettivo infelice per le persone che ne soffrono e per le famiglie delle persone che ne soffrono, però credo che sia appunto uno di quegli argomenti molto interessanti, perché sempre quando si parla per esempio di DNA c'è un'attenzione particolare, no? E in questo caso il DNA ha è protagonista, insomma, per certi versi. È comunque il protagonista, perché il DNA che è contenuto nel nucleo delle cellule è quello che è artefice di tutto quello che poi avviene intorno. Come mai è confinato nel nucleo delle cellule? Perché non può scappare, cioè i pori di questo nucleo, di questa membrana che avvolge il nucleo, gli impedisce di uscire. Quindi è un prigioniero che però comunica con l'esterno con RNA messaggero, cioè trascrive e l'RNA messaggero va poi nelle fabbriche della cellula a fare quello che il DNA comanda. Quando sono iniziati gli studi sul DNA? Quando sono poi anche sviluppati in modo... È stato riconosciuto da uno svizzero nel 1860, però sono 70 anni esatti, 28 febbraio del 1953, Watson e Crick hanno decodificato la doppia elica del DNA, che poi questo DNA si compone di 4 lettere che si alternano tra loro a comporre dei messaggi che servono a costruire tutto il resto. Quanti sono questi? Sono circa queste lettere, 3 miliardi circa nell'uomo. Sono presenti nelle piante, negli animali. Cosa molto curiosa e inspiegabile, noi abbiamo 3 miliardi di lettere, la cipolla ne ha 15 miliardi. Che cosa ne faccia una cipolla di 15 miliardi di informazioni per fare la cipolla? Questo rimane un mistero, però d'altra parte si è visto che soltanto il 2% di questo DNA è codificante, cioè partecipa alla formazione delle proteine. Il resto, all'inizio si pensava che fosse spazzatura, qualcuno aveva chiamato garbage in inglese o junk, e poi invece lo studio è andato avanti, un po' come il cervello, si utilizza una parte minima del cervello e poi in realtà tutto il resto rimane abbastanza sconosciuto, sempre meno però abbastanza sconosciuto, che è la gran parte. Consideriamo che il DNA costruisce attraverso queste sue sequenze tutto quello che c'è nel nostro corpo, e lo fa attraverso i geni. Questi geni sono delle sequenze di DNA contenute in quelli che sono le unità fondamentali, i cromosomi, di cui noi abbiamo 22 cromosomi somatici e 2 coppie di cromosomi sessuali. Cosa dire? Che il DNA, se fosse svolto il DNA contenuto in un nucleo, sarebbe lungo 2 metri. Se svolgiamo tutto il DNA contenuto in tutte le cellule del corpo,
arriviamo dal Sole a Plutone 9 volte, andata e ritorno, quindi una lunghezza incredibile. Quindi praticamente circa 20.000 di questi geni svolgono la loro attività e il resto non si sa. E proprio su questa sequenza di geni, che sono quelli codificanti, si è rivolta l'attenzione di chi studia genetica. Lo studio di genetica è molto avanzato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi decenni. Io mi ricordo che quando ero studente universitario il corso di genetica era appena iniziato presso il Burlo. Io mi ero iscritto perché mi sembrava interessante, poi per vicissitudini legate a disgrazie del docente il corso non ha avuto termine, per cui non ho fatto l'esame. D'altra parte io avevo un'impostazione chirurgica, però mi piaceva sapere curioso. E infatti poi il Burlo è diventato un'eccellenza nello studio delle malattie genetiche, applicando le piattaforme moderne che si indirizzano proprio su quella parte codificante di DNA, tralasciando il resto, altrimenti sarebbe, per cercare una differenza, un malfunzionamento di un gene, sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Invece andando su quel 2% si riesce insieme all'informatica, ad avere un risultato migliore. Diciamo che esistono circa 7.000 malattie attualmente riconosciute che sono malattie rare e dovute ad errori genetici. Di queste solo di 1.000 circa si conosce qual è l'errore, tutte le altre appaiono un mistero. Comunque il numero è destinato ad aumentare perché dipende dall'affinità dei mezzi di ricerca e soprattutto dal riconoscimento di forme morbose che altrimenti prima erano confuse con altre, no? Quindi dopo ognuna di queste il ricercatore dà il suo nome e diventa una malattia di... Le malattie congenite rare, geniche rare, sono sempre malattie terribili perché se compaiono nell'infanzia portano chiaramente a una situazione di sviluppo anormale, se compaiono invece nell'adulto possono avere anche dei risvolti positivi dal punto di vista della cura. Questo è una cosa un po' strana sulla quale forse è il caso di riflettere un attimo, perché nell'immaginario collettivo la malattia genetica rara è circoscritta, mettiamo così, all'infanzia, laddove magari non in maniera così preponderante, però molti anche poi scoprono di averla anche da adulti e senza che, come posso dire, nel corso della vita siano stati affetti da particolari disturbi. Io ho un mio compagno di classe che ha scoperto di essere celiaco in seguito ad un problema agli occhi. Infatti la celiachia appare in età adulta ed è una malattia che si può meglio determinare più che con la ricerca degli anticorpi, proprio con la ricerca genetica. Ma perché per esempio in alcuni casi appare tardi e senza una ragione, come posso dire, e senza una manifestazione? Perché è multifattoriale, allora si ricorre a questo termine quando non si sa bene come avvengono le cose, e allora dice è dovuta a questo, a quello. Un po' un McGuffin come in gergo allora hitchcockiano. Si dice multifattoriale. Però ad esempio ci sono malattie, perché quando si parla di malattia di questo tipo genetica e genomica rara, perché quando si è stabilito un limite, un caso ogni 2000 nati. Però se sono 7000 queste accidenti di malformazioni, chiaramente il numero è abbastanza elevato. Se consideriamo che ad esempio in Europa cosa nascono? 4 milioni di bambini all'anno. Se facciamo 1 per 2000 per 7000 malattie, diventa un numero di milioni. Chiaramente non sono tutti gravissimi o tutte malattie mortali o che portano a delle deformità alla nascita, però in Italia ad esempio il picco più basso di natalità è stato nel 21, 400.000 nati, però non è detto che sempre ci sia questa costante di 1 ogni 2000, però per essere riconosciuta malattia rara diciamo che 1 su 2000
e quello che la riconosce come tale. Ad esempio la talassemia, che da noi è molto frequente, cioè la presenza di globuli rossi piccoli, in quanto non viene bene sintetizzata una delle catene globuliniche dell'emoglobina. È abbastanza frequente, mentre nel nord Europa... In alcuni paesi, non era in Sardegna che era piuttosto... L'anemia falciforme. E non è la stessa cosa. L'anemia falciforme porta questa forma di globuli rossi perché rende gli individui resistenti alla malaria. Ah, ho capito. Quindi è una forma di mutazione Ho capito. che impedisce di contrarre una malattia tipica del Mediterraneo. Mi diceva invece dei paesi nordici? In paesi nordici non è frequente l'anemia, la microcitemia, che poi nelle forme gravi questa è non soltanto malattia presente alla nascita, ma quindi congenita, ma anche ereditaria. Quindi due individui che hanno questa microcitemia possono anche dar luogo ad un individuo che non è in grado poi di sostenere la vita. Si è fatto molto, ad esempio, in questa malattia, perché a parte le trasfusioni che poi a lungo andare possono dare un accumulo di ferro, possono dare altre problematiche, con il trapianto allogenico si risolve la microcitemia. Esiste ad esempio la febbre o la cosiddetta malattia ricorrente, sono delle febbri del bambino che non hanno spiegazione. Non si trovano germi nella gola, nei polmoni, nelle urine, tutti gli esami sono negativi, però il bambino continua ad avere questi episodi febbrili e questo ad esempio è più frequente nell'est dell'Europa. Proprio al Bullo si è studiata una piattaforma per individuare questo tipo di alterazione genetica. Io sono incappato in un caso del genere, senza saperlo. Quando ero studente di medicina ho fatto l'esame di pediatria e il professor Panizzon, che era il cattedratico, era molto particolare, nel senso che non si era neanche ricordato che dovevamo fare l'esame quel giorno, avevo un pacco di cartelle in mano e dico, professore, dove facciamo l'esame? Facciamolo qua, ci siamo seduti per terra. Ha tirato fuori una cartella e questo bambino aveva questi episodi di febbre e quindi mi dice, perché ha la febbre? È come chiedere a qualcuno, apriamo l'enciclopedia, cioè la febbre è talmente frequente in affezioni di ogni tipo che la domanda mi ha lasciato, dico, che cosa dico? Provo a dire tutto quello che mi viene in mente. E lui diceva questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Alla fine io ho detto, professore, io non ho altre idee, io neanche mi ha detto. Si ricorda quanto ho preso? Mi ha detto si dia un voto. Non dico quanto mi sono dato, però avevo una bella media, mi cercava abbassarla, mi sono dato 28. Insomma, e mi ha detto un voto onesto, mi ha detto. Comunque, rientra fra queste febbri, questa malattia periodica, ero incappato in un caso di quel tipo, ad esempio. È vero quindi che le malattie genomiche, geniche rare, sono malattie terribili, ma non tutte le malattie rare sono malattie dovute ad alterazioni geniche. Ad esempio attualmente anche qui è un po' l'opinione pubblica ritiene appunto che siano esclusivamente collegate alla genetica. Invece ci sono malattie che non sono collegate alla genetica. La lebbra, ad esempio, la malattia di Hansen, è dovuta a un micobatterio. È estremamente rara attualmente, non ci sono più i lebbrosi con le campane che girano per strada, però è una malattia rara, attualmente rara. Quindi ci sono malattie, come abbiamo detto, che si sviluppano nell'infanzia, ce ne sono di tutti i tipi, ne nomino qualcuna. C'è l'amiotrofia spinale infantile, ad esempio, è un errore nella fabbricazione delle cellule nervose del midollo che porta all'atrofia dei muscoli. L'osteogenesi imperfetta, ci si accorge quando il bambino va in piedi le ossa si rompono perché non hanno sufficientemente calcio, non hanno sufficientemente resistenza. Le condrodisplasie, queste sono terribili perché colpiscono le vertebre, infatti si parla di spondilo o le epifisi delle ossa lunghe e quindi spondilo epifisarie, in cui c'è un errore di statura, di conformazione, di lunghezza degli arti. La sindrome di Rett è una forma che prende soprattutto le ragazze, le bambine, portando dei danni al sistema nervoso centrale. In età adulta ne nominiamo qualcuna. Sì.
in età adulta la malattia di Huntington. La Corea di Huntington, no? Sì, la Perché Corea. si chiama Corea? Perché dà delle manifestazioni epilettiche. Ah, non c'entra niente la Corea. La Corea del Sud e del Nord, no. Pensavo che... È un deficit nella fabbricazione di un amminoacido, la glutamina, e quindi una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, perché la glutamina rientra poi nella produzione degli neurotrasmettitori fra le cellule cerebrali. La malattia di Crohn, che è un'enterite regionale, quindi una malattia infiammatoria dell'intestino che si sviluppa in età adulta, però ha un'origine genetica. La Charcot Tot, mai sentito nominare, praticamente colpisce i neuroni che controllano i muscoli volontari e trasmettono le informazioni al cervello. La sclerosi laterale amiotrofica, altra malattia terribile del midollo. Sembrerà strano, ma anche il cancro della tiroide rientra fra queste malattie, o il sarcoma di Kaposi, che è un tumore terribilmente invasivo. Ricordo che, se non mi sbaglio, era molto tipico nelle persone affette da AIDS, era una delle manifestazioni che appunto... Esatto, infatti nell'immunodeficienza si sviluppa molto più facilmente proprio in chi è affetto dall'AIDS. Faccio un esempio di malattia rara, la sindrome di Mire. Perché la ricordo? Perché è frutto di uno studio coordinato da un ricercatore italiano che si chiama Marco Tartaglia, un ricercatore Teleton. In effetti Teleton si occupa proprio di malattie rare, dove all'Istituto Superiore della Sanità di Roma. Sono 30 casi in tutto il mondo e il primo è stato diagnosticato 30 anni fa. Ora mi si dirà, che cosa serve tutta questa ricerca del siti di errore dal punto di vista del DNA, eccetera? Hanno poi un risvolto pratico? Queste sono chiamate, non dico il termine inglese perché poi è anche antipatico sempre ricorrere a queste locuzioni, si chiamano malattie orfane e farmaci orfani. Cioè, nonostante il numero, che ripeto può essere enorme per ogni paese globalmente, per ogni malattia capisce che se sono 30 casi, che ditta farmaceutica si impegna a produrre qualcosa con la ricerca? Volevo arrivare anche a questo, no? Perché poi... Per fare cosa? Cioè, quindi si tralascia nel tempo una ricerca che sia non solo causale, ma anche effettiva, cioè che possa avere dei risvolti di cura. Oggi la cura è possibile soltanto in alcune malattie, relativamente a periodi della vita, però la maggior parte di queste malattie bisogna dire che sono malattie incurabili. Essendo un errore proprio di matrice, un errore di fabbrica dell'individuo. Mi perdoni se interrompo su questo. Cioè, una malattia incurabile, vediamo se riesco a porre la domanda, porta necessariamente alla morte oppure diventa cronica? Cioè, perché uno potrebbe anche dire tu hai questo e te lo porti avanti, ma detto cinicamente muori d'altro. Beh, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio della celiachia, non si muore di celiachia e quindi si può con dei provvedimenti, ma non si muore di morbo di Crohn, non si muore di cancro della tiroide se viene operato in tempo e così anche altre forme. Si può vivere meglio però, nel senso che un tempo io ho avuto un'esperienza legata a un paziente che era ricoverato al piccolo Cotolengo di Donorione, di Tortona, dove c'era un istituto, all'epoca si occupavano solo le suore di questo tipo di problemi, dove essendo medico poi mi facevano fare il giro di tutti i bambini degenti, eccetera, che venivano abbandonati dalle famiglie e lasciati in balia di se stessi. Quando avevano la possibilità pagavano una retta, altrimenti le suore si arrangiavano. No? I tempi sono cambiati adesso, quindi al tempo c'era anche la vergogna di avere un figlio che era affetto da malformazioni e quindi si nascondeva. Forse in qualche regione ci sarà ancora questo tipo di mentalità, però si è aperto notevolmente il campo, no? Anche con l'informazione, con le possibilità di sostegno, di cura e soprattutto di vicinanza da parte delle associazioni,
perché ci sono associazioni per queste malattie che sostengono chi purtroppo incappa in questo che anche nella pubblicità Teleton viene detto uno tsunami, no? Per una famiglia, cioè è una cosa terribile. Cosa dire? Che esiste anche un numero verde, me lo sono tirato giù, 889 69 49, dove risponde un gruppo, un'equipe di ricercatori esperti che mediante un ascolto attivo e personalizzato forniscono informazioni sulle malattie, sulle esenzioni sanitarie e su quello che si può ottenere dal punto di vista della sanità pubblica, oltre che un'invalidità che dà anche un assegno per coprire il mantenimento del bambino, e indirizza verso dei presidi di diagnosi e cura, perché esiste una rete nazionale delle malattie rare. A questo proposito, il malattie rare, il 29 febbraio del 2020, che è una data rara, no? Perché il 29 febbraio è stata proclamata la 13ª giornata mondiale delle malattie rare, per sensibilizzare sul problema. Poi è successo quell'altro tipo di cataclisma subito dopo del Covid, per cui la cosa poi è passata. È passata un po' inosservata. È passata un po' inosservata. Però, prego. No, prego. Volevo tornare proprio su questo, no? Cioè, immagino per una famiglia, soprattutto di un bambino, perché diciamo quando si parla di bambine e di bambini è più, come dire, si presta un'attenzione anche maggiore, certo, no? Vedere soffrire un bambino dà certamente un'emozione molto diversa. Tony Curtis, non un filosofo, ma un attore bravo, ma insomma un attore secondo me, mi ricordo, diceva quando muore un bambino di 3 anni è la prova che Dio non esiste, è una frase piuttosto dura, eccetera, ma me la ricordo in quell'intervista. Comunque, penso proprio questa famiglia che già combatte contro una malattia, sapere che, detta in termini così anche drastici, la ricerca non può cioè sapere che non ci sarà chi investe in una cura, credo sia terribile. Lo dovrebbe fare lo Stato, no? Diciamo, tra virgolette, perché l'impegno dovrebbe essere quello, cioè tutti i cittadini avrebbero diritto di avere la stessa attenzione, no? Quindi anche questi che nascono disgraziatamente con questi errori di trascrizione del DNA. Però quale senso può avere tutta questa ricerca, al di là del fatto speculativo? Perché dice sì, noi siamo bravi, abbiamo riconosciuto 1000 malattie, sappiamo che quel sito là è fonte di queste problematiche, e che quel gene può comportarsi in maniera diversa, alterando in un modo o alterando in un altro, quindi non è che a un gene, a una proteina corrisponde una malattia, può corrispondere a diverse malattie anche con un diverso grado di espressione. Però può avere 2 funzioni fondamentali. In gravidanza si fa un test genetico, si può fare nella 10ª settimana non invasivo dal sangue materno, perché dalla 10ª settimana il sangue fetale si mescola al sangue materno, quindi si può fare un'indagine genetica sul sangue fetale. Poi dalla 11ª alla 13ª si può fare sui villi placentari. È più invasivo però, quindi si accetta anche con meno facilità, perché esistono delle conseguenze. Nel prelievo di sangue non esistono conseguenze, nel prelievo quello è proprio una biopsia. E poi successivamente si può fare dalla 16ª con l'amniocentesi, no? Con la puntura del sacco placentare. Allora questo può avere un riscontro innanzitutto di una gravidanza responsabile, sapendo, per quanto si conosce, per quanto è oggi la piattaforma di riconoscimento genomica, che il bambino potrà avere delle alterazioni, e si potrà anche sapere che tipo di vita, di alterazioni andrà incontro. Però può avere anche un altro riscontro. Chi ha già avuto un episodio del genere in famiglia, ha avuto un bambino con questa problematica,
deve sapere se facendone un altro può incappare di nuovo nello stesso tipo di problema, e che sarebbe una cosa terribile, sì, avendo già vissuto un'esperienza di questo tipo. Quindi questa può essere la doppia valenza, no? Cioè il decidere se portare avanti una gravidanza con un bambino che ha queste disgrazie poi nella sua vita futura, oppure poterne fare un altro poi senza avere questa... Ma potrebbe darsi anche il caso che per esempio una coppia decida prima ancora di decidere di avere un figlio di fare dei test per verificare? Può decidere, sì. Cioè esiste una... Sì, esiste per tutte quelle malattie ereditarie trasmissibili, e quindi esiste. Non so se siano gratuiti o meno, perché questo non sono andato a vedere. Si fanno in genere per la donna, però. Ho capito. La donna sopra i 35 anni di età. L'uomo è perfetto, e invece lo dico scherzando, perché andrebbe fatto su tutti e due. Poi non so se viene fatto su tutti e due, ripeto, non vorrei dire una cosa che poi non esiste. Però sulla donna è previsto di farlo quando si considera per età o per problematiche una gravidanza cosiddetta a rischio. Ho capito. Cosa dire? Dunque, mi pare che un po' l'ho sviscerato il problema. Ma a cosa serve tutto questo 98% di DNA di cui non si sa l'utilizzo? Intanto l'8% di questo è di origine virale, cioè noi nel corso della creazione, dell'evoluzione, di quello che vogliamo credere, abbiamo dentro di noi l'8% di virus che ci sono insediati nel nostro DNA, ne fanno parte e ci aiutano, tra virgolette, nella nostra esistenza. Quindi non tutti i virus sono... I virus possono essere anche RNA, sono l'unica categoria di esseri, se possiamo considerarli un po' viventi o meno, in cui possono essere anche a catena RNA, quindi sfruttano i meccanismi della cellula senza avere le potenzialità del DNA di replicazione. Quali cellule? Perché ci sono delle cellule che non hanno il DNA. Vediamo se li indovina. No, non mi chieda queste cose, sono... I globuli rossi non hanno DNA. Ah, ho capito. I globuli rossi non hanno DNA. E quindi i globuli rossi vengono prodotti, ma non si possono autoriprodurre, non possono determinare questo. Volevo ancora fare Siamo in chiusura, dottor Sarchitti. Volevo dire ancora una cosa. Quante cellule abbiamo noi? Noi abbiamo 37.000 miliardi di cellule. 7.000 miliardi. 37.000 miliardi. Sono le cellule della nostra galassia, sono le stelle della nostra galassia. Ah, quindi è curioso sta cosa. È curioso, all'interno del nostro corpo. E ogni giorno vengono distrutte e rifatte quante? 300 miliardi di cellule. Questo del numero delle cellule gliel'ha detto la mia professoressa. Che salutiamo, tra l'altro. Grazie, la Principali. La professoressa Principali. Grazie, dottor Sarchitti, per essere stato con noi. Ci vediamo alla prossima, tra un mesetto circa. Va bene. Buona serata. Pubblicità, poi torniamo subito dopo. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato parliamo di università, nello specifico del progetto Transform for Europe. Lo facciamo assieme al professor Alberto Pallavicini, che è il referente del rettore proprio per questa iniziativa, e con la dottoressa Silvia Agostini, che dell'iniziativa è project manager. Grazie per essere tornato nei nostri studi, grazie per essere invece venuta nei nostri studi. Allora, domanda semplice, ne abbiamo parlato però giova ripetere, che cos'è il progetto Transform for Europe? Beh, grazie, innanzitutto buonasera ai telespettatori. Transform for Europe è un'alleanza europea, un progetto europeo che ha la visione di riunire e creare una sorta di università transnazionale composta da diversi atenei nei diversi paesi d'Europa. Perché fare questo? Per agevolare la mobilità, agevolare gli scambi, preservare e studiare anche le culture. Il riunire in un'unica università non vuole dire
omogenare, uniformare, frullare tutte le culture dei paesi e i modi di fare università dei vari paesi, delle università che appartengono a questa università, ma preservarle, certo, con un discorso, un percorso comune. Da quando si è incominciato a parlare di questo progetto, dottoressa, più o meno? Allora, questo progetto ha avuto il suo avvio a fine del 2019, inizio 2020, ed è un progetto che ora si trova nella sua fase pilota e terminerà a ottobre del 2023. Con la probabilità che venga prolungato per altri 4 anni, quindi dal 2023-24 fino al 2027. Ha avuto uno stop, desumo, nel periodo pandemico? No, siamo partiti proprio, siamo partiti proprio nel progetto. Il progetto è stato approvato nel febbraio del marzo 2020, proprio, ed è partito ufficialmente a ottobre-novembre del 2020, quindi abbiamo avuto non il periodo migliore per un progetto di mobilità, però abbiamo inaugurato sistemi moderni, nuovi, innovativi per garantire esperienze internazionali anche a distanza. Noi molto spesso in questa trasmissione sottolineiamo la nuova, insomma, neanche tanto, comunque la politica dell'università che da qualche tempo, come dire, incontra la città. L'università non è più arroccata su in Piazzale Europa, ma scende, insomma ci sono tantissime le iniziative che vedono l'università fra i protagonisti. In questo caso c'è una volontà ancora che va oltre tutto ciò, no? E l'idea anche di, penso, mettersi a confronto con altre realtà. Sì, infatti proprio a tal proposito siamo in procinto di avviare, questo accadrà nel giro di un mese, un evento che durerà una settimana che si chiama Transform for Europe e che vedrà la partecipazione di diversi studenti e staff e docenti delle università che fanno parte di questo progetto e che si riuniranno qui a Trieste per svolgere appunto delle attività di formazione a più livelli. Come siete venuti a conoscenza di questo? Cioè è un progetto che è nato da Trieste? Come funziona queste cose? Perché io mi ricordo una volta che l'allora sindaco di Muggia precedente disse dovremmo avere noi un ufficio che sta attento a tutte quante le opportunità che ci derivano internazionalmente, diceva Nesladek, per poterle anche poi cogliere, eccetera. Desumo che è la seconda volta che dico desumo in pochi minuti. Ritengo che anche qui c'è bisogno di anche come posso dire, una realtà che monitori tutto ciò. Certo, ovviamente c'è bisogno di una realtà che monitori e una realtà, una struttura all'interno dell'università che gestioni poi le progettualità. Come è nata questa avventura? Questo mi dà anche l'opportunità di informare i telespettatori delle università che fanno parte dell'alleanza. Pochi mesi dopo che si è insediato l'attuale dirigenza, l'attuale rettore, il periodo era quello, riceviamo una telefonata dall'Università delle Saarbrücken, dicendo che volevano partecipare a questo grosso progetto di queste alleanze europee, un progetto molto ambizioso per tante università ma non per tutte, e cercavano atenei situati in zone di frontiera, di confine, come appunto Saarbrücken con la Francia, e quindi ci hanno coinvolto, ci siamo consultati con il rettore, e hanno detto proviamo, e
e grazie a questo progetto, che poi è andato in porto, è stato selezionato, adesso siamo in grado anche di gestire altri progetti. Stiamo imparando tantissimo da queste università, che sono appunto l'Università del Saarland, quindi tedeschi, abbiamo l'Università di Alicante, spagnoli, abbiamo l'Università di Sofia, della capitale, diciamo la Sapienza bulgara, abbiamo l'Università della Silesia, Katowice, Silesia polacca, abbiamo l'Università di Kaunas in Lituania, l'Università delle Arti di Tallinn in Estonia. Dall'anno prossimo entreranno a far parte anche l'Università Cattolica del Portogallo, l'Università Jean Monnet di Saint-Étienne, e anche ho avuto il piacere di coinvolgere i nostri vicini di casa, l'Università della Primorska, e quindi questo ha anche un certo interesse per due università di due paesi così vicine. A differenza di Sofia, immagino, sono tutte quante università, diciamo così, dimensionate uguali a quella di Trieste? Allora, quasi tutte, diciamo quasi tutte sono generaliste. Le nostre. Dopo abbiamo l'università, diciamo le belle arti estone, che è un po' un satellite. Entrerà l'Università Cattolica del Portogallo, che ha tante facoltà, ma non tutte come, però le altre, ecco, medie università come le nostre, insomma. Facciamo così, vediamo di capire adesso che cosa, virgolette, guadagna l'Università di Trieste facendo parte di questo progetto, e magari anche che cosa guadagnano poi gli studenti. Ecco, faccio ancora una domanda al professore proprio per gli studenti che cosa guadagnano, cioè come si ripercuote tutto ciò sull'insegnamento, diciamo anche, e sugli studenti. Certo, la visione è quella di permettere agli studenti di accedere a corsi a doppi titoli, quindi avere una laurea a Trieste Alicante, o Trieste Saarbrücken, o Trieste Katowice e Sofia, magari anche a tre, quindi agevolando questo percorso, agevolando il livello di internazionalizzazione, dando agli studenti la possibilità quindi di seguire le attività didattiche sia a distanza e anche in modo presenziale all'estero, quindi cercare di dare un'esperienza internazionale a multilivello, possiamo dire, multilivello, e offrire anche mercati poi di lavoro in tutta Europa. L'università invece cosa guadagna a livello di istituto? È brutto usare il termine guadagna, ma insomma è logico anche che c'è una convenienza per l'università a far parte di questo progetto. Sicuramente uno degli obiettivi strategici del nostro Ateneo è l'internazionalizzazione, quindi ciò che far parte di un'alleanza europea può dare al nostro Ateneo è proprio quello di diventare più internazionale, aprirsi quindi agli altri paesi e avere anche più visibilità, nonché apprendere dagli altri, perché c'è sempre comunque qualcosa da imparare, nuove metodologie e nuovi approcci alla didattica. Il progetto riguarda tutti i dipartimenti, come funziona? Allora, l'idea è che sia un progetto sistemico di Ateneo. In questi primi anni è stato dedicato molto alla parte amministrativa. Quindi mettere in contatto l'ufficio della comunicazione, didattica, internazionalizzazione, ma proprio tutti. E dopo ci sono delle parole chiavi che magari possono orientare un poco la didattica, però in realtà
ci piacerebbe offrire questa esperienza a tutti i dipartimenti, a tutti gli studenti, quindi entrare proprio in profondità. Non c'è un corso di studio predeterminato che godrà di questi benefici. Stiamo lavorando su corsi di studio umanistici come quelli di neuroscienze, come quelli dell'ambiente, come quelli dell'intelligenza artificiale, quindi insomma ci auguriamo di offrire a tutti i nostri studenti questa possibilità di muoversi, viaggiare, avere un'esperienza all'interno di questa alleanza. Ecco, che differenza c'è? Mi veniva in mente, io appartengo ad una generazione che non ha vissuto chiamiamola l'epopea di Erasmus, eccetera, appena incominciava quando io uscivo. Che differenza e quali collegamenti ci sono con Erasmus in un progetto come questo, che sembra consimile per certi versi? Per certi versi lo è, però nel caso di questa alleanza la mobilità degli studenti solitamente è di breve periodo. Ho capito. Questo serve a facilitare appunto la mobilità un po' di tutti gli studenti, anche quelli che magari per svariati motivi non riescono a fermarsi all'estero per un periodo più prolungato, più lungo, e quindi offrire veramente a tutti la possibilità di ricevere una formazione fuori, internazionale, a tutti, quindi ad ampio spettro. Come fa un'università, diciamo, che insomma, di necessità deve confrontarsi con il resto del mondo, non è più nemmeno un confronto con il resto del paese, perché insomma, ma appunto come fa a mantenere le proprie caratteristiche, a mantenersi l'Università di Trieste? C'è una vecchia canzone di Dean Martin, perdonatemi, sono tornato dalle ferie e sto rispeurando tutto il mio repertorio c'è una vecchia canzone di Dean Martin, dice, faccio la traduzione: in amore si prende ma anche si dà. Qual è la giusta, la medias virtus? Beh, come dicevo prima, l'identità locale, regionale, nazionale viene mantenuta. Non vogliamo uniformarci, non vogliamo diventare un'università globale, sì. No, proprio questo, anzi nel progetto l'Università di Trieste coordina e coordinerà la parte relativa all'eredità culturale, al mantenimento dell'eredità culturale. E quindi insomma noi saremo l'Università di Trieste, gli studenti saranno studenti dell'Università di Trieste, ma seguendo dei particolari percorsi potranno anche avere il titolo, la laurea di Alicante o di Saarbrücken, eccetera. Comunque mi permetta, lei ha ragione, ha visto bene, è comunque un progetto della galassia Erasmus. Erasmus non vuole dire la mobilità, che è più comune. C'è Erasmus ha tutta una serie di progetti. Sì, per chi la vive da fuori Erasmus è lo studente che si... Non è solo quello, ma ci sono tante iniziative. Questa è l'iniziativa più ambiziosa della progettualità Erasmus. Ecco, un'iniziativa come questa, un progetto come questo deve per forza di cose contare da un certo punto di vista sugli studenti, ma anche sulla stessa struttura. Voglio dire, è la stessa struttura universitaria che, non voglio dire si mette in gioco perché non è forse il termine corretto, però che accetta il confronto, e per accettare il confronto però deve partire con basi che consentano questo confronto. Sì, c'è un problema che riguarda gli uffici a questo punto. Certo. Anche. E infatti all'interno del nostro Ateneo tutti gli uffici, le unità di staff sono più o meno coinvolte nel costruire insieme questa alleanza, nel portare avanti questo progetto. Sicuramente non è sempre facile, o non è stato facile, ma pian piano si sta iniziando a percepire l'importanza che questo progetto riveste per l'Ateneo e in senso lato per tutta la comunità.
È anche vero che, come posso dire, per chi non abbia seguito l'evoluzione dell'università, no? Perché, ripeto, io l'ho frequentata, io mi sono laureato nell'89, quindi voglio anche fare il conto, ed è cambiato tutto da quell'epoca, no? Perché infatti io pervicacemente torno, il fatto che io prima abbia detto dipartimenti è stato uno sforzo, perché io ragiono ancora per facoltà, però insomma devo anche io mettermi alla pari. Però è come se l'università avesse avuto negli anni forse li ha sempre avuti, come posso dire, che ci siano due momenti: il momento didattico che gli studenti e di conseguenza anche le famiglie vivono meglio, diciamo così, e anche un momento, come posso dire, di lavoro degli uffici, delle strutture, eccetera, che parallelamente si è mosso. Cioè, se l'università è scesa da Piazzale Europa, diciamo così, dipende anche da questo, cioè non è stata ferma. Magari a noi sembrava che stesse ferma, però si è mossa, ecco, insomma. Certo, sì, assolutamente. L'università si muove, cresce. Giova ricordare che qualche anno fa abbiamo superato un'importante valutazione di accreditamento a pieni voti, e per ottenere insomma un accreditamento di quel livello abbiamo dovuto implementare sicuramente tutte queste attività cosiddette chiamate, no, di terza missione, sì. Cioè trasferire, parlare con la popolazione, andare a chiedere ai portatori di interesse cosa vi interessa che facciamo, qual è la ricerca, come vi possiamo aiutare. E quindi questa è un'attività che poi adesso viene declinata nella didattica internazionale, e cercando di sviluppare anche a livello internazionale piani di studio il più possibile interdisciplinari e il più possibile vicini a quello che si pensa possa essere le necessità del lavoro dei prossimi 10 anni. Il rapporto dello studente, diciamo così, con gli uffici universitari, no? Una volta noi c'era la segreteria universitaria, dove si andava di solito una volta all'anno, o per rinnovare l'iscrizione o per fare probabilmente anche, se non ricordo male, anche cambi di facoltà, eccetera. Io ho fatto un cambio di facoltà, non ho difficoltà a dirlo. È cambiato, cioè gli studenti per forza di cose frequentano di più anche gli uffici universitari, o rimangono due livelli differenti? Allora, tendenzialmente vengono a trovarci più spesso, soprattutto io credo grazie proprio a questo progetto. Gli studenti, ne sono capitati 2 anche oggi, proprio da me, che mi hanno espresso il loro interesse verso il progetto e sono resi disponibili nell'organizzazione dell'evento che ci vedrà protagonisti il prossimo mese, e proprio mi hanno detto: ci chiami, ci faccia sapere, siamo disponibili a darle una mano, a darvi una mano. È una buona cosa anche. Sì, c'è la centralità dello studente in questa progettualità, quindi un appello agli studenti, se ci sono, se siete interessati e non siete ancora stati raggiunti da questo progetto, cercate in rete sulla home page del nostro Ateneo, oppure vi rivolgete direttamente agli uffici che vi potranno dare tutte le informazioni. E, insomma, voi siete i nostri portatori di interesse principali. Tanto sarebbe questo tipo di, come dire, questo tipo di rapporto fra studenti e istituzione dovrebbe cominciare già con la scuola, cioè dovrebbero esserci, secondo me, più studenti che frequentano gli uffici della scuola e non solo quando vengono chiamati dal preside. È cambiato tantissimo, per fortuna. Sì, cioè io mi ricordo quando ero studente all'università la paura di andare a parlare con un professore, a chiedergli il tirocinio, l'internato, no? Ci ho provato 4 volte prima di trovare il coraggio. Adesso per fortuna insomma, i rapporti sono diversi. Questa iniziativa invece, diciamo, che si svolgerà tra un mese,
che cosa comporterà? Allora, è una settimana, un evento che durerà dal 5 al 9 giugno. Okay. E il programma è molto denso, molto ricco, con tantissime attività. Ci sono sia dei percorsi formativi inerenti a diverse tematiche, quindi dalla storia a sistemi informatici, e poi ci sono anche delle attività didattiche invece che si svolgono in maniera itinerante. Quindi che prevedono, come sottolineava prima il professor Pallavicini, anche la visita e la conoscenza del nostro territorio e delle sue peculiarità e specificità. Questo quindi dal 5 al 9 giugno. Sì. 9. Quanti ragazzi quanti studenti si prevede arrivino? Più o meno dai 100 ai 120 su per giù, sì. Ok, perfetto, quindi magari poi dopo ce ne occuperemo. E ci sono degli appuntamenti programmati? Sì, ci sono degli appuntamenti programmati, sia per gli studenti che per il personale che ci verrà a trovare, docente o tecnici amministrativi. Ci saranno delle attività come ad esempio ci sarà un concerto la seconda sera dell'evento, ci sono delle visite programmate alla città, per visitare la città, ci sono c'è una visita dedicata ad alcuni studenti che seguono un percorso particolare di formazione alla Val Rosandra, quindi per conoscere le specificità botaniche del territorio. Queste immagini che stiamo vedendo documentano, credo, altre esperienze dell'iniziativa, e vedete come dire, non c'è niente di più bello, secondo me, che vedere degli studenti che parlano fra di loro, che si confrontano e si confrontano anche con i docenti. Credo sia quando si arriva a questo vuol dire che insomma è quello che vogliamo portare, vedere, discutere, ed è bello riuscire a raggiungere quel livello di rapporto con uno studente, insomma. Poi ma c'è ancora il senso di distanza che c'era ai tempi nostri, diciamo così, oppure è in qualche modo superato? Ma diciamo che è superato. Gli studenti più bravi trovano nei docenti sicuramente dei partner per sviluppare le proprie competenze. Siamo aperti alla discussione, quindi ragazzi, parlate con i vostri docenti, confrontatevi, non abbiate mai paura, perché a noi ci fa piacere. Ci fa piacere fare didattica confrontandoci. All'epoca dei miei studi universitari, a storia dell'arte, c'era insomma, si è arrivati anche a creare, adesso non vorrei dire una sorta di cenacolo, però era abbastanza naturale, ma forse perché magari eravamo in pochi e l'ambiente era un po' più piccolo, si incontrava il docente, si chiacchierava di tutto e di più, e logicamente anche di cose che riguardavano la stessa materia. Insomma è stato molto formativo, per dire la verità, insomma, mi rendo poi conto che in alcune realtà ci sono discipline diverse, no? È un pochettino più difficile. Per conoscere meglio il progetto, che cosa bisogna fare, dottoressa? Gli studenti, c'è un sito specifico, c'è una pagina specifica nel sito dell'università? Sì, allora sulla home page del nostro Ateneo si trova una pagina dedicata a Transform for Europe, e lì vengono pubblicate tutte le notizie relative alle attività che riguardano il progetto. Esiste poi anche proprio un vero sito che è gestito dai nostri colleghi polacchi, che è transformforeurope.eu. E quindi lì possono trovare ulteriori informazioni sulla storia, sulle attività, sui partner, sulle iniziative in corso, su quelle che verranno, eccetera. Adesso le tocca, professore Pallavicini, la domanda che io faccio a tutti quanti i docenti universitari che sono nostri ospiti, e riguarda proprio riguarda gli studenti, nel senso,
Se faccio bene i calcoli, quest'anno le matricole di quest'anno sono quelle che hanno subito forse in maniera più dura il periodo della pandemia, no? Sono quelli che hanno dalla terza, quarta, superiore. Quelli che hanno, lei nota una differenza rispetto agli anni scorsi, cioè questi problemi che ogni tanto riemergono leggendo sui giornali, eccetera, li vede anche in università oppure? Io vedo che sono più sicuri a seguire le lezioni a distanza. Secondo me è uno strumento che è stato fondamentale, sì. È uno strumento che abbiamo implementato al 100% in Ateneo, che però in questo periodo rischia di diventare uno strumento che riporta e condiziona gli studenti a quel periodo. Li vogliamo di più in aula, li vogliamo di più a lezione. Noi abbiamo mantenuto, no? La didattica, registriamo le lezioni, però se vogliamo un confronto e crescere tutti entrambi, docenti e studenti, venite in aula. Anche perché il problema poi è anche questo, no? Si cresce insieme, cioè nel senso anche il docente, avendo lo studente di fronte, capisce, adesso non voglio per carità sminuire eccetera, però anche un docente va in scena, no? In qualche modo, e quindi capta le reazioni degli studenti come un attore capta le reazioni del pubblico. Assolutamente, è così, assolutamente. Voglio dire, ci sono volte che esco da lezione e mi dico che lezione noiosa che ho fatto. Non ho problemi a dirlo, ma perché magari non ricevevo... nessun giorno è uguale all'altro poi dopo. E nessuna, come si dice, nessuna audience per certi aspetti è uguale all'altra. Insomma. Allora, abbiamo finito. Dunque io ringrazio il professor Alberto Pallavicini e la dottoressa Silvia Agostini per essere stati i nostri ospiti. Buon lavoro. Buon lavoro anche all'università, insomma sempre di più, ripeto, l'università sta diventando parte integrante del sistema città, forse lo era sempre, però è bello che ciò sia evidente, che tutti quanti si accorgano appunto dell'importanza di questa istituzione. Ci vediamo domani alle 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.